La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Quante volte vi sarete commossi riascoltando la celebre canzone dei Queen, The Show Must Go On, nella quale Freddie Mercury ci racconta il suo modo di affrontare la malattia terribile che ce lo porterà via? Ma quante volte ci siamo chiesti che cosa caratterizza davvero quel brano? Perché, nonostante la tragicità, riesca ad avere un impatto così forte su di noi? Bene, secondo me la chiave è da ricercare forse negli studi di Freddie, negli studi di pianoforte, lui era diplomato in pianoforte, e nella conoscenza delle partiture più importanti dei grandi compositori. Ma torniamo sulla canzone, adesso vi faremo sentire l'incipit del brano The Show Must Go On. Qual è la caratteristica sulla quale si fonda la canzone? Una serie di accordi, proprio delle fondamenta musicali, degli accordi in tonalità minore molto drammatici, ovvero questi qui. Questi accordi, ripetuti in maniera ossessiva, faranno da tappeto alla voce di Freddie Mercury che racconterà attraverso le parole il perché di questa scelta musicale, il perché di consigliare che lo spettacolo vada avanti. Ebbene, questo trucchetto, questo espediente, questo strumento compositivo non era sicuramente ignoto ai compositori passati, perché offrire questa serie di accordi allo spettatore lo trasporta in un'atmosfera, anzi ancora meglio potremmo dire, lo porta per mano attraverso varie colorazioni di questa atmosfera, di questa sofferenza. Ci potremmo chiedere, esiste nella musica di Chopin, fra l'altro per la pronuncia una curiosità, i polacchi lo pronunciano Chopin, i francesi Chopin, noi italiani cerchiamo una via di mezzo, quindi perdonerete la mia pronuncia un po' nostrana, un po' maccheronica. Dicevamo, c'è in Chopin qualcosa che ricordi questa struttura, ovvero una serie di accordi che porta l'ascoltatore, il pubblico, attraverso ogni singolo stadio di un sentimento? Sì, esiste, e secondo me questo preludio ha in qualche modo ispirato il brano di Freddie Mercury. Andiamo a sentire l'inizio del preludio in Mi minore. Ecco, vedete, al di là di ciò che fa la mano destra, il canto, ovvero il corrispettivo della voce di Freddie Mercury, l'aspetto più interessante, forse più importante dal punto di vista della percezione, sono gli accordi della sinistra. È incredibile come solo i grandi musicisti riescano a rappresentare ogni singolo passaggio, ogni singola accezione di questo sentimento che nel caso
del preludio, nel caso della canzone, è un sentimento di sofferenza, di malinconia, di dolore, di ineluttabilità. Volevo farvi sentire per concludere il finale di questo bellissimo preludio che svanisce e si conclude drammaticamente, esattamente come per la canzone di Freddie Mercury. Se volete riascoltare questo preludio, vi consiglio la magistrale interpretazione di Alfred Cortot.